È un giovane di rientro da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica, il primo caso di febbre dengue dell'estate 2026 nel territorio della provincia di Padova. L'uomo residente a Selvazzano Dentro fortunatamente sta bene, presenta pochi sintomi e si trova a casa in convalescenza. L'ULSS 6, a cui si è rivolto, ha informato il comune di residenza e il sindaco Claudio Piron ieri sera ha firmato l'ordinanza con cui dispone la disinfestazione nel raggio di 300 metri intorno all'abitazione del turista. La disinfestazione avverrà per 3 serate consecutive nelle vie Trentino, Friuli, Rovereto, Viale della Repubblica, Piazza Aldomoro, Via Carnia, Rodi, Cefalonia, Don Bosco, 8 ottobre, l'area della scuola privata Don Angelo Bertolin, il Parco Baleno e il Parco Esedra. I residenti sono invitati a raccogliere frutta e verdura, coprire gli orti e abbeveratoi con teli, tenere al chiuso animali domestici, proteggere i loro ricoveri e durante il trattamento tenere finestre e porte chiuse. Da lunedì sera sarà anche fatta la bonifica porta a porta delle aree private. La febbre dengue viene trasmessa dalla zanzara tigre infetta, che è agente vettore di trasmissione del virus. È una patologia molto diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali di Africa, Asia, America e Australia. È conosciuta anche come febbre spaccaossa per i forti dolori articolari che provoca. Lo scorso anno, tra Padova e provincia, si sono verificati 12 casi di dengue, tutti turisti di ritorno da viaggi all'estero.